salvaguardare uno, non deve essere punito uno perché fa il sindacalista. Allora, siamo tornati in onda, c'era un po' una spiegazione a quanto all'intervento che aveva fatto Luigi Sposato. Maria Pistarello, su questi aspetti che ne sono emersi parecchi e dopo torniamo, siete coinvolti dopo tutti, voglio far finire il giro su questi punti cardine. Sì, intanto voglio tornare su un dato, no? Sulla sostenibilità del sistema previdenziale italiano. Prima si diceva che non è sostenibile, l'Europa ci sta, no, col fiato sul collo perché per questione dei conti. Io ricordo che i 20 anni di riforme fatte a più riprese, no, su questo sistema hanno fatto sì che il nostro sistema previdenziale è considerato sostenibile non solo dalla Commissione europea ma anche dal Fondo Monetario Internazionale, quindi non è insostenibile il nostro sistema. Quello attuale con la riforma Fornero? Certamente, quindi il precedente è logico non che stato, io ricordo che la riforma Fornero nell'arco di anni dal 2012, 2013 al 2020 preleverà dalle pensioni 80 miliardi, dalle pensioni così come dovevano essere prima dell'introduzione della legge Fornero, quindi 80 miliardi. E voglio che non sia sostenibile da questo punto di vista. Ma voglio tornare un attimo perché si diceva di cercare di coinvolgere, no? Di togliere i padri per dare ai figli. Allora dobbiamo andarci cauto quando diciamo queste cose qua, fermo restando il fatto che io sono per eliminare gli sprechi, i privilegi, prima di tutto naturalmente. Perché ricordo che da nostre ricerche risulta che i pensionati, i trattamenti pensionistici negli ultimi 18 anni hanno perso il 30% del loro potere d'acquisto, che è un'immensità, un terzo quasi del loro potere d'acquisto mangiato dall'inflazione, da un sistema di rivalutazione delle pensioni che non è adeguato a mantenere nel tempo il loro potere d'acquisto. Stiamo parlando di persone, di pensionati, per la maggior parte persone che hanno versato tanti anni di contributi, 40 anni di contributi, anche di più attualmente, persone che hanno per diritto costituzionale dovrebbero avere la possibilità di mantenere la loro, come posso dire, il loro andamento di vita anche una volta finito di svolgere la loro attività lavorativa. Certo che ci poniamo il problema dei giovani noi pensionati, anzi ce l'abbiamo forse tra le prime questioni da affrontare. I giovani per noi sono una questione molto importante. Noi abbiamo chiesto a più riprese al governo che una parte dei soldi risparmiati sulla pelle dei pensionati vadano a costituire un fondo che possa aiutare tutti quei giovani. Boeri non ha detto nulla di nuovo quando ha detto che i giovani andranno in pensione molto tardi e con una miseria di pensione. Scoperto l'acqua calda. Soprattutto esatto. molto tardi, noi è da anni quindi vuol dire diciamo, che arrivi morto in pensione, cioè oltre 70 anni. Cioè. Noi lo diciamo da molti anni questa cosa. Una parte dovrebbe andare là. Il fatto è che prima di tutto dobbiamo pensare che se non c'è lavoro non c'è nemmeno la possibilità poi per i nostri giovani di entrare in questo mondo. Essendoci il lavoro, perché lo sappiamo, tra l'altro il sistema previdenziale se non c'è lavoro non si sostiene, perché come si diceva all'inizio le pensioni di oggi che sono pagate mensilmente a tutti i pensionati sono pagate con i contributi di coloro che stanno lavorando attualmente. Quindi il primo problema è le pensioni dei giovani, quindi il lavoro per i giovani perché possano un domani avere una pensione e possano anche farsi una previdenza complementare vista la situazione, ma ci dobbiamo anche rendere conto che nel perdurare della crisi ci saranno moltissimi lavoratori giovani che hanno dei periodi non coperti e quindi dovremo pensare anche chi ci governa, chi ha in mano gli strumenti del potere, deve pensare a un sistema che vada a coprire, di ammortizzatori che vadano a coprire tutti quei periodi vuoti, con una contribuzione figurativa, tutti quei periodi vuoti nell'arco della vita dei giovani, non solo dei giovani ma anche delle donne. Se vogliamo dirlo, le donne sono quelle che sono ugualmente penalizzate perché
Intanto al lavoro attualmente, a dati che ho letto, mi sembra oggi sul Sole 24 Ore, sono 1 su 2 al lavoro le donne nel nostro paese. Un domani, proprio perché si devono occupare dei lavori di cura e quindi hanno anche carriere ridotte rispetto a quelle degli uomini, anche se non ne voglio fare una questione di genere, ma comunque dobbiamo tenere presente anche questo: i giovani e le donne nel sistema attuale sono molto penalizzati e quindi questo sistema, questi ammortizzatori per cercare di coprire questi periodi di contribuzione non per propria volontà, ma c'è un piccolo mancante non per propria volontà, ma per la questione, la situazione che c'è, insomma. Io dopo la lancio anche la parte politica. C'è il problema che se una persona, ipotizziamo, fa un lavoro anche abbastanza particolare, viene licenziato a 65 anni, no? Ipotizziamo, che cosa fa? Cioè, rido per non piangere. Adesso abbiamo avuto il caso delle persone, donne in particolar modo, che rivestivano anche ruoli importanti in azienda, molto costose per l'azienda, 55, 58, 59 anni, buttate fuori dal sistema lavorativo. Dove cosa vanno a fare? Cioè, è un problema sociale enorme questo, poi in futuro diventerà... nel tunnel della disperazione. Esatto. Presidente. E voi? E voi invece? Voi siete stati presi in causa perché giustamente diceva chi ha versato poco ha le pensioni basse. Voi state facendo una lotta contro queste pensioni basse, ma vi fate anche un mea culpa, abbiamo versato poco o no? Siamo tra quelli che... Assolutamente no. Primo perché diversi anni fa è vero che versavano poco, ma era imposto dalla legge quel poco. Non è che erano evasori, che versavano poco, ok? Oggi le cose sono un po' cambiate anche in agricoltura perché sono a fasci in base di reddito catastale e quindi c'è chi paga anche molti soldi e chi paga poco. Comunque al di là di questo io dico che il mondo vive perché c'è agricoltura è vita. E queste persone che hanno oggi una pensione integrata al minimo, 502 euro, sono persone che anche se hanno 70 anni continuano a lavorare il terreno finché muoiono per poter arrivare a fine mese. Perché non si dice invece quelle pensioni d'oro, meglio i vitalizi, che dopo dirò qualcosa, abbiamo raccolto le firme, non si devono togliere quelle pensioni dove non sono stati versati i contributi. C'è una legge per loro? Beh, se la sono anche fatta. Allora, la Corte di Cassazione dice non si possono toccare i diritti acquisiti. Perfetto. Però non è un diritto acquisito se tu non hai versato per quell'importo di pensione. Che dopo una legislazione un consigliere regionale, un deputato va a riscuotere i 4, i 5 mila euro di vitalizio che va ad aggiungersi a un'altra pensione ancora. Noi su questa questione, è proprio partita a marzo col congresso nostro qui a Padova, abbiamo lanciato una petizione a livello nazionale per quanto riguarda eliminazione di tutti i vitalizi. 2. Per quanto riguarda le pensioni d'oro. Per quanto riguarda queste pensioni, noi diciamo che fino a 5.000 euro, oltre i 5.000, vi sia una percentuale di contributo di solidarietà. Perché mi sembra giusto. Uno che tira 10.000 euro, che stipendio ha avuto fino allora? Che liquidazione ha avuto? E l'agricoltore che liquidazione ha avuto? Quando prende la grandine, che liquidazione ha avuto? Quando era in affitto, chi lo aiutava? Però non siete molto originali. Quindi diciamo che le cose si possono fare se si vuole. No, non dico non si possono, si devono fare. Si però devono. Non siete molto Noi originali, abbiamo raccolto anche altre iniziative. Infatti noi abbiamo raccolto 100.000 firme in pochi mesi, ok, in tutta Italia, 20.000 nel Veneto, 8.500 nella nostra provincia di Padova, non negli uffici. Li abbiamo raccolti nei mercati.
Quindi che vuol dire 8.500 per dire Padova? Vuol dire che ha parlato con 20.000 persone. Abbiamo al 18 del mese scorso abbiamo presentato alla Presidenza del Senato le 100.000 firme con le nostre proposte. Abbiamo avuto un incontro con il Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano della Camera. Abbiamo chiesto con la Presidenza del Consiglio un incontro. E cosa vi hanno detto? Dopo arrivo. E chiederemo adesso a tutti i gruppi parlamentari un incontro sulle nostre proposte e questo lo faremo anche in ogni provincia, quindi presto anche qui a Padova. Non è che presentando le firme ti dicono domani ti possiamo dare questo, questo, questo. Non ci aspettavamo certamente questo. Però è giusto che su queste questioni si debba ritornare, discutere e qualcosa, almeno dagli incontri che abbiamo avuto, sono concordi su alcune nostre proposte, per esempio per quello di aumentare un attimo anche le pensioni minime. Ma questo avverrà col 2017, non vogliamo illudere nessuno, nel 2016 non ci sarà assolutamente niente. Pensate che per quanto riguarda sempre gli autonomi, gli agricoltori, con la riforma delle pensioni contributive andranno a prendere non più i 520 che sono integrate al minimo, ma andranno a prendere 296 euro al mese. Ok? La Carta dei diritti d'Europa dice, e qua sollecita ogni Stato ad intervenire, che il minimo vitale deve essere di 650 euro. Noi abbiamo 7 milioni e mezzo inferiore ai 5.000 euro, scusate, inferiore ai 1.000 euro, di questi 2.200 pensionati, di cui 800 di questi agricoltori, ex agricoltori, inferiore ai 500 euro. Io ho posto la domanda a un deputato, ho detto, ma senti un po', se noi ti diamo 500 euro al mese, tu vivi? Magari vivi di eredità precedenti. No? Ebbene, allora, ecco, io dico che su queste questioni, perché quando si deve dare qualcosa a chi deve vivere dignitosamente, perché allungare la vita, ma allungarla in questa maniera non si vive, non è tranquillità. Certo. Okay? No, ma questo è chiarissimo, Infatti adesso voglio un po' dare la parola anche a loro, perché, esatto, onorevole, visto che chiamate in causa. Allora, andiamo subito in pubblicità, che così possiamo anche sbrigarcela meglio, dopo tranquillamente, parlate l'onorevole e poi tutti voi so che dovete dire diverse cosette. Pubblicità rapidissimi.